C'è la questione della moto col casco scuro. Mio fratello non è appassionato, mio fratello non ha patente, la moto è quella ed è mia. Mio fratello, che sappia io, non ha mai guidato la moto. Così il fratello del 25enne di Sottomarina scagiona al momento il principale sospettato del brutale accoltellamento con 12 fendenti della trentenne tedesca dello scorso 1 agosto, quando, a poche ore dal suo arrivo dalla Germania insieme alla sua famiglia per una vacanza qui in Veneto, è stata vittima della violenta aggressione verso le 23 da parte di un uomo con il casco in testa, mentre era a passeggio con il suo cagnolino Lucky, scomparso da allora. A fornire un alibi al fermato al momento non indagato dalla Procura di Venezia e in mattinata portato in ospedale per degli accertamenti clinici anche la zia, la sua versione dei fatti. Anche perché io ho telefonato a mia sorella quella sera, lui stava dormendo a fianco alla sua mamma. E io ieri l'altro ero qua con una mia zia e c'era Andrea, mi ha salutato, ciao zia come stai? Tu amore come stai? Io sto bene. La scorsa notte il 25enne, sospettato del tentato femminicidio, prelevato da casa dei carabinieri, ascoltato in caserma fino a tarda notte, come racconta il fratello. E ieri sono venuti, una ventina, tra i 15 e i 20 sicuramente. E niente, sono entrati e hanno perquisito tutta casa. Tutta casa e dopo sono stati un po' a parlare con Andrea, sono stati un paio d'orette. Dopo se lo sono portati via. Lo stato d'animo adesso qual è, sapendo che tuo fratello è sospettato di questo accoltellamento? È preoccupazione, però non sappiamo neanche ancora se è vero. Ai familiari, come dinanzi ai militari dell'Arma, avrebbe professato la sua totale innocenza rispetto ai fatti. Ha detto che non ha fatto niente. I carabinieri hanno provato a dire la verità, però lui ha chiamato preoccupato mio papà, ha detto mi vogliono far dire cose che non ho fatto, non ho detto e questo è. A credere nella sua innocenza anche la zia. Lui non ha la moto, non ha il patentino, cioè non va nemmeno in bicicletta, è impossibile. Un ragazzo con un passato certamente difficile, con già 3 tentati accessi in comunità e che ora si sta curando, dice sempre la zia tra le lacrime. E il ragazzo con problemi, sappiamo che hanno dei problemi, chi li sa, sta andando a buon fine, ma non è il tipo di aver fatto quel tipo di cose. No, non ammetto, non sono sicura. E mentre le indagini proseguono, è sempre la zia ad avere un pensiero per la vittima. Spero che la ragazza si riprenda e guarisca presto, dice. Le faccio i miei auguri che stia molto molto bene e che stia con la sua famiglia perché ha un bimbo o una bimba, non mi ricordo. Quello le posso dire. È il fratello del fermato, invece, ad aggiungere che Per me se è vero è giusto che sconti quello che deve pagare, per carità.